Questi sono 3 punti veramente belli, importanti e soprattutto ben giocati. Sì, sono 3 punti importantissimi, sono stracontento per i ragazzi perché comunque è un periodo che stanno spingendo tanto e che ci sta dando soddisfazione enorme, quindi questa vittoria qua è solo merito loro e quindi dedicata al 100% a loro. Vi porta a 31 punti contro una squadra che è terza in classifica, veniva da un momento così così, ha confermato di non essere in un momento splendido, però voi, come ti dicevo anche in privato, qualche giocatore ha trovato la sicurezza, la voglia di giocare, la grinta proprio che hai instradato. Sì, loro no, venivano da un buon momento perché venivano da un filotto di vittorie, poi hanno perso domenica scorsa a Borgo Rico che comunque è un'ottima compagine e poi oggi sono incappati su di noi, ma ripeto, noi siamo in fiducia, i ragazzi mi ripeto sempre stanno spingendo tantissimo, abbiamo trovato un'amalgama all'interno del rettangolo ma anche nello spogliatoio, c'è molto molto feeling e questo si vede in campo. 15 giorni fa sul Gazzettino avevo proprio scritto che il timbro era questo di un pressing che a volte diventa asfissiante e poi queste imbucate, questi lavoro per Pippo Canato che apre a destra e a sinistra ed è importante. Sì, Pippo ci ha dato sicuramente quel qualcosa che ci mancava a livello di profondità di squadra, perché comunque eravamo una squadra che cercava sempre di palleggiare, però ci mancava un po' la profondità e lui ci permette di fare anche queste giocate. E la pressione in avanti noi cerchiamo di darla a sprazzi, perché in questa categoria comunque tenerla per tutti i 90 minuti non è mai Non è facile. semplice. E quindi adesso abbiamo trovato insomma questo equilibrio che ci sta premiando, quindi siamo contenti. Bocca al lupo, buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi. Grazie.